Oggi sono qui per dire che se ci impegniamo riusciamo. Scusa, io ho anche un'altra storia. Ho avuto una figlia che è morta di leucemia nel 92. I donatori erano 6.000 in Italia, adesso sono 350.000. Poi il caso ha voluto che gli ho donato io il midollo, ma non è andata bene. Poi il caso ha voluto che mi chiamassero per un'altra persona, dopo 5 anni che ovviamente ho detto di sì. E poi sono rimasto legato all'ADMO. Sì, ho cominciato a frequentarli, sono andato nelle scuole, eccetera. Adesso sono stato sostituito dai giovani perché è più efficace se lo dicono loro, che serve donare, però insomma lo dico anch'io.